per il rotto della cuffia siamo riusciti a prenderci quel che volevamo. Abbiamo in mano 300.000 prigionieri, quasi tutti uomini che credevano che la guerra fosse finita e stavano tornando a casa. Invece resteranno ancora parecchi mesi in prigionia italiana, adibiti ai lavori forzati. Devo dire, ci sono rarissime testimonianze di questi prigionieri austriaci che sono rimasti in prigionia appunto fino al marzo-aprile del 19 in Italia. La prigionia degli italiani in Austria era stata spaventosa per la fame tremenda nei lager, ma anche le testimonianze dei prigionieri austriaci trattenuti in Italia fino al 19, le poche che ho letto, parlano solo di quello. Fame, fame disperata, maltrattamenti, la stessa identica cosa che i nostri hanno subito nei lager. Dopodiché abbiamo vinto. Abbiamo vinto la battaglia di Vittorio Veneto e abbiamo vinto la guerra. E come dire,